Buon pomeriggio, bentrovati. Il momento dell'approfondimento del giorno. Il lunedì lo dedichiamo allo sport, al calcio in particolare. Comincia adesso diciamo a bocce ferme perché il campionato di Serie D, almeno per il Catania, si è concluso da tempo, la vittoria con l'approdo tra i professionisti. È tempo di programmazione, è tempo adesso di lavorare per la prossima stagione. Dunque parleremo di Catania in questo spazio, ma parleremo anche di Palermo e di Messina. Per parlare di Catania, come sempre, ci colleghiamo adesso con il collega Alessandro Vaiasindi, che vedo già comunque anche voi lo vedete adesso nelle vostre televisioni. Alessandro, buongiorno a te. Abbiamo detto Catania torna per Liga, questo significa che è il momento delle scelte, si fanno delle scelte nei prossimi giorni, non appena Pelligra, che è atteso a ore in città, verranno fatte determinate scelte, a cominciare intanto però da quella che è la prima e più importante operazione, la trasformazione della SSD in una società di capitali per l'iscrizione poi al campionato di Serie C, che equivale a un campionato professionistico. Alessandro. Sì, assolutamente. Già da domani, che è il giorno appunto del ritorno a Catania di Rospelligra, si metterà nero su bianco su quelle che sono le operazioni societarie di ristrutturazione del club alla luce del ritorno tra i professionisti. È il primo tassello anche per poi ratificare tutta quella mole di lavoro che comunque la dirigenza rossazzurra sta portando avanti indipendentemente dalla trasformazione del club. Più volte Grella e Laneri hanno incontrato possibili candidati alla panchina, hanno incontrato giocatori che possono fare al caso del Catania per la prossima stagione. Fino alla settimana scorsa a Milano si sono svolte appunto queste riunioni tra i dirigenti del Catania e i professionisti candidati a entrare appunto nella rosa e nello staff tecnico del Catania 2023-2024, però è indubbio che l'arrivo di Pelligra dà il crisma dell'ufficialità a questa trasformazione del club, ma anche a quello che è il budget che l'imprenditore australiano ha intenzione di mettere a disposizione di Grella e di Laneri, e poi tutta una serie di scelte. La prima ovviamente in ordine di agenda è quella dell'allenatore, e questo è un aspetto su cui, se vuoi Angelo, possiamo approfondire da subito oppure ci torniamo magari tra qualche minuto. Sicuramente il club si sta muovendo, la dirigenza sta muovendo a 360 gradi anche per individuare la sede del ritiro precampionato. Il periodo individuato è quello che parte dal 24 luglio. Le sedi in questo momento in lizza per ospitare il ritiro del Catania sono 3. Una è in Calabria ed è Camigliatello, 2 sono in Sicilia, una è Gangi e una è Zafferana. Nell'arco di 2-3 giorni verrà sciolta questa riserva e appunto verrà individuata la sede del ritiro, che inizierà, come dicevo prima, il 24 luglio. Ricordiamoci poi il Catania entrerà nelle competizioni ufficiali a partire da metà agosto con la Coppa Italia Serie C, che è un po' il prologo poi per l'avvio del prossimo torneo che ovviamente ad oggi ha un roster quasi completo. Se possiamo fare vedere magari in grafica quella che è la situazione attuale del girone C di Serie C per la stagione. Alessandro? Sì, dicevo sì, proprio, ti sento. partirei proprio da questo, cioè da quella che è la griglia che potrebbe comporre diciamo, la prossima Serie C per quanto riguarda il girone meridionale. Abbiamo preparato e fatto preparare tu una grafica con quelle che sono le società, che non è questa, non è questa ovviamente. Delle società che parteciperanno alla prossima Serie C, al girone C del prossimo campionato. Abbiamo visto, diciamo, abbiamo svelato abbiamo spoilerato la seconda parte delle nostre considerazioni. Comunque questo è invece il dato appunto a cui facevi riferimento tu, con 18 squadre che possiamo dare per certe, no, come partecipanti, salvo poi problemi legati all'iscrizione al campionato che ovviamente non possiamo sapere oggi.
ma almeno da un punto di vista geografico il girone andrebbe a comporsi intanto con queste 18 squadre, appunto Avellino, Audace Cerignola, Benevento, Brindisi, Catania, Crotone, Giuliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris e Virtus Francavilla. Per completare il girone, quindi arrivare alle 20 squadre canoniche, ne restano 2. Allora noi abbiamo immaginato Foggia e Pescara, quindi 19 e 20. Se nessuna delle 2 squadre riesce a vincere i playoff di Serie C, sono in questo momento alla Final Four. Tra l'altro si stanno affrontando Foggia e Pescara. Ieri c'è stata la gara d'andata a Foggia, è finita 2-2. Il ritorno sarà allo Stadio Adriatico tra 4 giorni. Se nessuna delle 2 vince i playoff di Serie C, dall'altro lato del tabellone c'erano Lecco e Cesena, Foggia e Pescara sarebbero le 2 squadre che completano il girone. Se invece o il Foggia o il Pescara dovesse vincere il playoff di Serie C, chiaramente l'altra squadra resta nel girone, quindi se sale il Foggia resta il Pescara e viceversa, e per arrivare a 20 abbiamo immaginato che possa essere il Pineto, la squadra abruzzese che ha vinto nella Serie D in questa stagione, potrebbe essere la 20ª squadra. Alessandro, questo ovviamente venendo questa, diciamo, questa composizione che non è ancora definitiva chiaramente, perché aspettiamo evidentemente anche l'esito del campo in alcune circostanze e poi vedremo se entro il 20 tutte queste società presenteranno quella che è la documentazione giusta, corretta per poter partecipare al prossimo torneo di Serie C, al prossimo torneo di Lega Pro. Sappiamo che quest'anno ci sono anche regole un po' più stringenti, bisogna presentare, ci sono dei riferimenti anche al budget, previsti sforamenti ma devono essere garantiti con fideiussioni, insomma ci sono delle regole un pochettino più, insomma si cerca di evitare quanto accaduto anche nelle passate stagioni, che sono perse anche delle squadre per strada. Ma dicevo, dovesse essere questa la fotografia del nuovo campionato, del nuovo girone di questo campionato di Serie C, il Catania, cerchiamo di individuare i possibili competitor per una promozione diretta. È difficile farlo oggi a bocce ferme, però mi pare di poter dire che chiaramente una tra Foggia e Pescara, come potenziale finanziario, possiamo sicuramente dire che il Benevento ha tutte le carte in regola per fare una stagione da protagonista. Possiamo sicuramente dire che il Crotone, anche se già si parla di ridimensionamento, almeno per bocca del patron del Crotone Brenna, perché chiaramente questa stagione è costata tanto al Crotone perché aveva un organico importantissimo ma non ce l'ha fatta. Sicuramente da considerare l'Avellino, che con l'avvento di Perinetti darà una struttura societaria che fino a quest'anno non ha avuto, nonostante la disponibilità economica del patron D'Agostino. E poi come non considerare Foggia o Pescara, o tutte e 2 appunto in base all'esito del playoff che è in corso. Queste sembrano tutte squadre in grado di poter dire la loro in un'ottica di campionato di vertice. Poi è chiaro che quest'anno c'è stato il Cerignola, l'anno prossimo magari potrebbe essere, che so, il Sorrento, la rivelazione della stagione, però ecco, in linea di massima ritengo che così ad oggi, alla data in cui stiamo facendo queste previsioni, il numero di squadre che può andare a concorrere per il primo posto sia ristretto appunto alle squadre che abbiamo citato, più ovviamente il Catania come auspichiamo. Allora Alessandro, prima abbiamo visto un accenno a quello che può essere il discorso allenatori. Sappiamo che il Catania ha lavorato, come dicevi tu, su una rosa molto ampia. Adesso questa rosa si sta restringendo, restano 2 nomi forse su tutti, anche se altri potrebbero essere accostati anche in queste ore al club rosso-azzurro. Però vediamo quali sono i nomi che abbiamo individuato noi. Sì, esatto. Allora possiamo fare intanto una scrematura per dire che Bianco ha firmato per il Modena, Caserta e Tesser sono usciti dai radar del Catania, Pazienza non interessa al Catania. Abbiamo circoscritto il ventaglio delle ipotesi a 2 allenatori che vediamo indicati nel contributo grafico che la regia adesso ci mostra.
ma c'è anche l'ipotesi di un altro o anche altri allenatori che comunque il Catania magari sta tenendo sotto contatto per poi chiudere il cerchio delle valutazioni entro questa settimana. Intanto partiamo da questi due allenatori che sono i nomi attualmente più caldi, più gettonati. Abbiamo da un lato a sinistra Ivan Javorčić, che è un allenatore croato del 79, che ha allenato in carriera, oltre a essere stato calciatore, ha allenato il Brescia in prima squadra per un breve periodo nel settore giovanile, poi esperienze in Serie C con Mantova, Pro Patria e Südtirol, e poi l'anno scorso 11 partite col Venezia prima dell'esonero in Serie B. Ha al suo attivo una promozione dalla C alla B col Südtirol nella stagione 2021-2022 e una promozione in C con la Pro Patria, abbiamo visto dal contributo grafico. Dall'altro lato invece della schermata c'è indicato Luca Tabbiani, che è quasi coetaneo, come potete vedere, di Javorčić, praticamente la differenza di una ventina di giorni tra i due. Lui è genovese, ha allenato in Serie D il Vado, la Lavagnese, il Savona, e poi ha portato alla D e alla C il Fiorenzuola, continuando ad allenarlo nelle 2 stagioni successive in Serie C. Come vedete, appunto, al suo attivo ha la promozione in C con il Fiorenzuola 2020-2021. Come credo tattico, Javorčić nella stagione in cui ha vinto il campionato col Südtirol ha utilizzato sempre il rombo, mentre a Venezia aveva iniziato col 3-5-2, in passato ha utilizzato anche il 4-3-3. Invece è più marcata l'impronta 4-3-3 nel credo tattico di Luca Tabbiani. Tra i due, le valutazioni che in questo momento, diciamo, le più recenti da parte della dirigenza del Catania, fanno propendere l'ago della bilancia più per Javorčić, anche per una questione di tipo caratteriale. Javorčić sembra un allenatore che ha dalla sua appunto una tempra caratteriale più consona alla pressione di una piazza come Catania rispetto magari a Luca Tabbiani. Da non escludere, Angelo, comunque la candidatura di Francesco Baldini. Si era detto che magari fosse un attimo venuto meno l'interesse della dirigenza del Catania per Francesco Baldini. Così non è, almeno per informazioni che abbiamo potuto riscontrare poco prima di andare in onda. Ancora la candidatura di Baldini c'è, e tra l'altro è una candidatura che rispecchia l'aspetto tattico, perché abbiamo potuto vederlo da vicino a Catania. È un allenatore che gioca un calcio offensivo 4-3-3, è un allenatore che conosce la piazza, è un allenatore che ha il carattere giusto per poter dire la sua alla guida del Catania, anche con ambizione. Tra l'altro è un profilo gradito, molto gradito alla tifoseria. Quindi non scartiamo Baldini, i nomi caldi sono Javorčić e Tabbiani, più Javorčić che Tabbiani, almeno da quelle che sono indicazioni che arrivano dalla dirigenza, ma anche Francesco Baldini possiamo assolutamente darlo in corsa. Chiaramente da questa scelta dipenderà anche la composizione dello staff tecnico della prossima stagione. Il Catania tendenzialmente vorrebbe mantenere il proprio staff tecnico, quello che ha costruito quest'anno con i protagonisti che ben conosciamo, ma è normale che un nuovo allenatore magari voglia portare con sé un collaboratore o più collaboratori. Ecco, anche in questo senso bisognerà trovare la quadra. Alessandro. Sicuramente Marco Biaggianti, sì, scusami Angelo, sì, è destinato ad allenare nel settore giovanile del Catania, quindi uscirà dalla composizione dello staff tecnico del Catania. Potrebbe subentrargli Armando Pantanelli, che è uno dei nomi, insomma, in questo momento valutati dalla dirigenza per supplire diciamo, il trasferimento in panchina di Marco Biaggianti. Beh, staremo a vedere chiaramente nelle prossime settimane, certamente aggiorneremo e questo sarà un diario anche durante l'estate per fare il punto della situazione. Le ultime due cose, Angelo, sì? se posso dartele, sì? Riguardano le posizioni di Marco Chiarella e di Mattia Vitale. Il Catania ha l'intenzione di insomma, tenere in organico questi due
da un lato c'è ancora il Pescara in lizza nei playoff e quindi il Catania andrà ad appuntamento col Pescara nel momento in cui il Pescara avrà definito la sua situazione nel campionato in corso. E lo stesso dicasi per la Sampdoria, che è vero aver cambiato proprietà con il passaggio al gruppo di Raddrizzani, ma in questo momento non ha un dirigente di riferimento con cui il Catania possa interloquire a proposito di Mattia Vitale. Quindi in entrambi i casi è una situazione di attesa, ma un'attesa comunque funzionale a cercare di mantenere in rosa questi due ragazzi anche l'anno prossimo. Grazie Alessandro, ci rivediamo e ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie a te, ci vediamo lunedì prossimo. D'accordo, Ciao. grazie. E adesso noi ci fermiamo e fra poco andremo a Palermo e a Messina. Tutto questo fra non molto, restate con noi. Eccoci, siamo di nuovo in studio, adesso attiviamo i collegamenti con Palermo e con Messina. A Palermo c'è come sempre Marco Gulla, a Messina c'è Sergio Colosi, vedo già tutti e due in bassa frequenza, adesso li vedrete anche voi chiaramente intanto sull'Headwall e apriamo diciamo questo secondo segmento di trasmissione con il Palermo perché si punta a rinforzare la rosa dell'anno passato in casa Palermo perché servono diciamo non solo dei dettagli ma servono dei puntelli importanti per fare il salto di qualità. Fra questi ce ne sono tanti, ci potrebbe essere il ritorno anche di Vasquez a Palermo, non so se risponde al vero, tu sei un esperto chiaramente delle cose rosanero, ma c'è un difensore in particolare che è Cistana, che ha giocato col Brescia quest'anno, procuratore se non ricordo è Davide Lippi, ci potrebbe essere un discorso per portare questo giocatore a Palermo. Marco, tu che cosa ci dici, cosa sta facendo la dirigenza rosanero? Sì, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Angelo. E diciamo che ovviamente i nomi, come è già successo anche poc'anzi con diciamo, la lista che poi anche il collega Vagliasindi ha fatto per il Catania, diciamo che la lista c'è anche per il Palermo e inizia soprattutto anche a essere più folta che mai. Sì. Diciamo che intanto il DS Rinaudo attende il via libera dal City Group proprio per lavorare e iniziare quindi il mercato. I nomi che hai fatto tu ci sono stati ovviamente inseriti sul taccuino ovviamente del rosanero, definiamolo così. Un altro difensore ad esempio che piace è Lucioni, giocatore di esperienza, 35 anni, uno che comunque sa bene insomma come vincere la Serie B ed è soprattutto anche propenso ad accettare un'eventuale nuova destinazione, quindi vestire la maglia del Palermo. Per quanto riguarda Vasquez invece il discorso è un po' più complesso. Intanto la trattativa poteva aprirsi qualora il Parma non fosse andato in Serie A. Ebbene, il Parma ovviamente è stato eliminato dal Cagliari, quindi ci sono tutte le attenuanti, ci sono tutte ovviamente le possibilità che il Palermo possa aprire questa autostrada di mercato, però da capire se Vasquez insomma rientra anche nel progetto del City Group, non soltanto perché comunque ha un ingaggio importante ma anche perché ha un'età già avanzata e ovviamente il City Group oltre a fare un mix di giovani e di esperti in questo caso vuole puntare su giocatori che magari poi anche con un'eventuale promozione in Serie A possano reggere i ritmi della massima serie. Il nome però che in questo momento gira in maniera abbastanza intensa attorno appunto al nucleo Palermo è quello di Bisoli, figlio dell'allenatore, ha segnato anche il gol dell'illusione contro il Cosenza nella sfida di ritorno dei play-out che poi ovviamente è stata pareggiata e quindi portata a casa dalla formazione calabrese. Bisoli piace molto al Palermo, piace soprattutto a Corini, piace anche alla dirigenza del City Group e quindi il primo benestare, il primo ok che in questo caso la società inglese potrebbe dare è quella ovviamente per Bisoli, che sarebbe uno dei primi rinforzi per il nuovo Palermo. Attenzione però anche al fronte cessioni, perché sono tanti giocatori con la valigia già in mano, chi per fine prestito, chi per ovviamente scelta anche tecnica, ad esempio Verre
che è un giocatore che comunque sa giocare a calcio, è un giocatore che dà del tuo al pallone, che non ha brillato tantissimo in questa stagione, però potrebbe essere uno dei partenti, ovviamente non riscattato dal Palermo, proprio perché in questo momento non interessa più di tanto al tecnico Corini, che da Verre si aspettava qualcosa in più. Invece, notizia per quanto riguarda Brunori, la prossima settimana arriverà l'annuncio ufficiale del prolungamento di contratto. Beh, questa è una grande notizia certamente per il Palermo. Resta lì un attimo, Marco, magari per un collegamento di chiusura. Adesso andiamo a Messina, dove invece la situazione è diversa, perché se già in casa Catania, in casa Palermo si fanno discorsi di mercato, di acquisizioni, a Messina si lavora ancora alla possibile cessione del club. Parlo di possibile perché di concreto fino a questo momento mi pare, Sergio, ci sia poco lì a Messina, anche se ci sono state delle offerte. Sergio. Buon pomeriggio Angelo, sì, io per dirla con una battuta, il presidente Sciotto quando il Messina fece quel disastroso girone d'andata impiegò più mesi prima di esonerare il tecnico di allora Gaetano Auteri. Mi sembra molto difficile che in poche settimane riesca a cedere il Messina, anche se ne parla di tanto tempo, perché per caratteristiche sue, per attaccamento a questo club, per tantissimi motivi, non credo che tanto facilmente si libererà del Messina. Questa rimane la mia opinione, posso certamente sbagliarmi, mi auguro di sbagliarmi, perché proseguire comunque con Sciotto non sarebbe la migliore delle notizie per i tifosi del Messina, questo non c'è dubbio, lo sanno tutti, lo diciamo chiaramente. Le trattative sono sempre le solite due, quelle che riguardano Fabrizio Mannino da una parte e Emanuele Ilari dall'altra. I tifosi, un po' tutto abbiamo l'ambiente. delle foto che possono sì, ci fanno capire chi sono gli imprenditori interessati. Questo è Mannino, se non dico male, sì, che ha interessi. Sì. A Dubai, sì, è impegnato nel settore della navigazione e riscuote consensi da parte dei tifosi del Messina, perché comunque Mannino è uno che se non prende il Messina non credo che andrà ad acquistare altri club. Tra l'altro ha fatto un'offerta certa, mentre questo è Emanuele Ilari che invece negli ultimi 9 mesi ha trattato diverse squadre. Prima ha partecipato all'asta per il titolo del Catania, a luglio credo dell'anno scorso, poi a novembre-dicembre ha trattato l'Alessandria, adesso il Messina, per cui diciamo non c'è una definizione, una precisa identità relativamente a un club quanto la voglia di entrare nel mondo del calcio, che è differente rispetto a Mannino, che ha già ufficializzato prima che venisse fuori il patto di riservatezza che ha costretto i due potenziali acquirenti a siglare con il presidente Sciotto, essere siglato dal presidente Sciotto, ha fatto un'offerta di 2 milioni di euro, debiti compresi. I debiti del Messina sono di 1.140.000 euro, per cui la buonuscita si sarebbe aggirata intorno agli 800.000, poco più di 800.000 euro, comprendendo però eventuali debiti che sarebbero venuti a conoscenza, si sarebbe venuti a conoscenza nel periodo successivo alla conclusione della trattativa. Questa cifra non è piaciuta al presidente Sciotto, che ha rinnovato l'intenzione di dialogare ancora con Mannino, che nell'arco di questa settimana, nell'arco di un paio di giorni, dovrebbe essere di nuovo in città per formalizzare una nuova proposta che potrebbe, ma il condizionale è d'obbligo, eventualmente essere presa in considerazione da Sciotto, che al momento invece non ha preso in considerazione le varie proposte che si sono alternate da parte di Ilari, al quale invece ha anche chiesto l'ingresso in società per una quota di minoranza. E questo, e anche il fatto che lui si stia muovendo anche per quanto riguarda l'iscrizione e tutto il resto degli incartamenti da produrre entro il 20 giugno, fanno credere, lasciano pensare che poi il nuovo presidente del Messina sarà Pietro Sciotto. Insomma, mi pare che tu ci hai spiegato molto bene che in questo momento forse l'ipotesi cessione è la più remota, mentre invece la possibilità che resti Sciotto ancora come presidente, come azionista di maggioranza, sia quella più concreta e più reale. Siamo quasi in chiusura, vorrei tornare un attimino da Marco Gullà perché in casa Palermo si lavora già ovviamente in vista della prossima stagione, ci sono già indicazioni
Ho gli ultimi 4 nomi. Dammi gli altri 4 nomi, dai. Ho gli ultimi 4 nomi, insomma, che non sono riuscito a dare nel primo flash. E allora, per il centrocampo, Angelo, ovviamente si parla di nomi, di indiscrezioni e non di trattative, perché davvero se no Rinaudo sarebbe impegnato H24. 2 giocatori che piacciono dal Benevento, e parlo di Viviani e Acampora. Attenzione, perché questi sono nomi che ovviamente il Palermo potrebbero far comodo, soprattutto per rinforzare la linea mediana. Mentre per quanto riguarda l'attacco, piacciono 2 giocatori del Pisa, che sono Sibilli e Tramoni. Li avevo appunto segnati in una lista che ormai, Angelo, diventa quotidianamente sempre più articolata, visto che comunque ogni giorno ci sono nomi nuovi che appunto girano attorno al mercato del Palermo. Grazie, salutiamo Marco Gulà a Palermo. Vado da Sergio Colosi per i saluti. Grazie a voi. Ma per dire, in mezzo a tutto questo ovviamente si deve parlare anche della squadra che verrà. Immagino che in questo momento più che all'acquisto si pensi alle cessioni in casa Messina. Poi, quando ci saranno le idee chiare, si penserà anche a qualcosa di diverso in entrata. Tieni conto che prima ancora di acquisti e cessioni il Messina comunque non ha una sede sociale, non ha un settore giovanile. Nel Messina ci sono tante problematiche, per questo il presidente Sciotto dovrebbe accettare le trattative, le condizioni delle trattative che sono state poste in essere, perché comunque chi acquista compra una scatola chiusa, perché in questi 6 anni si è davvero costruito ben poco, se non il fatto che è arrivato in Serie D e lo lascerebbe in Serie C, per cui figurarsi parlare di acquisti, di permanenza di allenatori o tutto il resto è abbastanza prematuro al momento. Grazie anche a il Messina ha Sergio 7 giocatori in organico, complessivamente ci sono 7 elementi in organico, per cui questo per completare il quadro un po' allarmante, ma vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Ne servono almeno il doppio per fare quantomeno, insomma, appunto, una squadra per poter scendere in campo. Grazie Sergio, sei stato come sempre molto preciso e puntuale. La prossima settimana ci ritroviamo come sempre a lunedì per approfondire questi ed altri temi. Auguro a tutti voi la buona giornata e il buon proseguimento con i nostri programmi.